Centrale dal Savio con cavalli di 4 anni sulla distanza del miglio, 1 Favilla MG, 2 Fiona May dei Rum, 3 Faber del Ronco, 4 Fiordiligi, 5 Fatima Trebi, 6 Forever, seconda linea 7 Fast Day Prav, 8 Forest, 9 Frank BF. I favori per Faber del Ronco, Francesco Cincinnato in sediolo, numero 3 dello schieramento. Macchina che stacca con l'errore di Fiona May dei Rum, mentre numero 2 Faber del Ronco rientra a Fiordiligi, squalificato, che ci prova ancora sulla piegata. Dice di no, però Faber del Ronco in seconda posizione rientra Favilla MG. E così costretto all'esterno Fiordiligi. Primi 200 svelti, 14 e 3. Con Faber del Ronco dunque che è partito lesto e guida ora al completamento di 400 in 29,5, ha cercato subito di moderare l'andatura, è seguito da Favilla MG, Fiordiligi di fuori, terza posizione per Fatima Trebi, poi via via tutti gli altri, all'esterno c'è anche Forever. 45,5 il passaggio ai 600 da 1,15,8 con il leader che ora prova a moderare un po' l'andatura. All'esterno anche Forest che precede Frank BF. In coda lungo la corda Fast Day Prav. Out, come detto, Fiona May dei Rum. Intanto 1 minuto e 5 decimi il passaggio agli 800. Cercato di graduare Francesco Cincinnato nel parziale che ha portato al completamento degli 800, ora il chilometro in 1,15,7, 15,2 di parziale. Dalle retrovie cercano di muoversi, ma il leader a questo punto accelera. 400 all'arrivo, con un parziale in 14,5, dura risalire da dietro. In seconda posizione si mantiene Favilla MG, in terza Fatima Trebi. Completamento della piegata con Favilla MG che numero sposta all'esterno 7, di Faber del Prav, Ronco. Faber del Ronco si presenta in vantaggio e accelera ancora all'ingresso in dirittura, ma Favilla ci prova comunque. Favilla MG va su Faber del Ronco che si difende. Finale con Faber del Ronco che controlla di misura tutti i tentativi di Favilla MG, mentre Forest con bel finale centropista fa su il terzo posto. 32 a chiudere, 1,14,8. Il ragguaglio conclusivo in percorso di testa Faber del Ronco, Francesco Cincinnato vince di misura. Andiamo a rivedere proprio le fasi finali su Favilla MG che è la prima uscita, ma suona comunque la sirena. Vedremo, quindi aspettiamo prima di... Attenzione, la giuria prima di confermare l'ordine d'arrivo si riserva di visionare i filmati della corsa.